Monica, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. A Mondello si cambia, nuove spiagge libere, fine del monopolio dell'italo-belga. Il prefetto di Palermo apre un fascicolo sulla società per rischio mafia. Ci delegittimano, la replica. A Catania, incidente mortale in via Palermo, a perdere la vita un 38enne, gravemente ferito il figlio di 14 anni. La loro auto si è ribaltata, probabilmente per l'alta velocità. Baby gang per noia. A Borgetto, nel Palermitano, sassi sulle finestre di un convento, un minorenne denunciato, altri 5 segnalati, tutti stanchi delle giornate sempre uguali. Politica regionale, via alle nomine di sottogoverno destinate alla DC di Cuffaro, la mozione di sfiducia, le inchieste, la finanziaria non intimoriscono Schifani. Martedì riferirà in aula, Galvagno annulla il concerto di Natale all'Ars. Luminarie, mercatini, vetrine addobbate in piena atmosfera da 25 dicembre al centro storico di Catania, molto affollato. Partita la corsa ad adornare in famiglia l'albero di Natale. A Modica la Traviata apre la stagione del bel canto al Teatro Garibaldi, una delle storie d'amore più intense dell'opera lirica, tra feste parigine, conflitti familiari, pregiudizi. Calcio, manita alla crisi, il Palermo torna alla vittoria, al Barbera goleada rosanero, 5-0 alla Carrarese e 3 punti che rilanciano i siciliani. Partita perfetta, tripletta di Poyampalo. Catania sempre forte, l'attaccante risolve dopo poco più di un minuto la partita con il Picerno, rossazzurri da soli in vetta in attesa di Benevento Salernitana, fra poco in campo Trapani e Siracusa. Bentrovati, stop al monopolio nella gestione delle spiagge. A Palermo e provincia sono quasi pronti i piani di utilizzo del demanio marittimo. Dal 2027 le spiagge attrezzate saranno 7 e si alterneranno con nuove spiagge libere. Maglio viola. Addio al monopolio nella gestione delle spiagge del Palermitano. Dopo le polemiche legate alla vicenda della immobiliare italo-belga che gestisce la spiaggia di Mondello e per la quale la Regione ha avviato una procedura di decadenza dalla concessione, si registra una accelerazione nella redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo che i comuni devono predisporre in base a una legge del 2005. Così i 23 km di spiaggia della provincia di Palermo saranno suddivisi in vari lotti, 258.000 i metri quadrati che andranno in concessione, mentre una porzione simile resterà spiaggia libera. Si comincia dal comune di Palermo e dunque da Mondello, dove il litorale viene diviso in 14 lotti. Solo 7 saranno messi a bando per assegnarli a gestori che vinceranno le gare per farne spiaggia attrezzata. Altre 7 porzioni resteranno spiaggia libera e con un principio di alternanza fra libera e attrezzata. La bozza di piano è stata adesso approvata dalla Regione e deve andare davanti al Consiglio Comunale, che dovrà approvare il piano definitivo prima dell'ultimo vaglio ancora da parte dell'assessorato territorio e ambiente. Ci vorrà ancora un anno per i passaggi burocratici, ma in ogni caso le concessioni demaniali in regime di proroga scadono nel 2027. Entro la fine di quell'anno bisognerà fare le gare, ma gli effetti sulle spiagge li vedremo nel 2028. Per Mondello però, se la revoca della concessione alla italo-belga dovesse essere completata, si potrebbe dover avviare prima la gara e anticipare almeno di un anno il percorso. Il piano di Palermo e provincia prevede comunque non solo spiagge attrezzate e spiagge libere, ma anche porzioni di spiaggia al litorale da destinare ad attività sportive, concessioni dove siano ammessi gli amici animali, 2 lotti di aree attrezzate da destinare a pubblico spettacolo, una struttura ricettiva, 2 parcheggi. Infine si inserisce una regola contro il monopolio: nessun operatore economico potrà gestire più di 2 lotti messi a bando. A Catania, incidente mortale in via Palermo, a perdere la vita un 38enne, gravemente ferito il figlio di 14 anni. La loro auto si è ribaltata, probabilmente per l'alta velocità. Tonino De Mana.
Ancora sangue sulle strade di Catania ed ancora un incidente mortale, il secondo, nel giro di 48 ore. Dopo il terribile schianto sul viale Kennedy alla Playa, costato la vita al 28enne Salvatore Bonaccorso, un altro incidente semina dolore e morte. A perdere la vita è stato un 38enne che viaggiava insieme al figlio di 14 anni, quest'ultimo rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale San Marco. Erano da poco passate le 7 del mattino quando l'auto si è schiantata su questo spartitraffico in via Palermo, non distante dal curvone di via Rosano. Fatale probabilmente l'alta velocità, con l'utilitaria che più volte si è ribaltata prima di adagiarsi su un fianco. Sul posto sono arrivati 2 ambulanze e i vigili del fuoco che con difficoltà hanno estratto padre e figlio dalle lamiere contorte. Il padre è deceduto durante il trasporto all'ospedale Garibaldi. Sulla vicenda indaga la sezione infortunistica della Polizia Municipale di Catania. A Borgetto, nel Palermitano, pietre contro le finestre di un convento, un minorenne denunciato, altri 5 segnalati. I ragazzi della baby gang hanno detto di averlo fatto perché annoiati della solita routine. Marco Gollà. Noia, maledetta noia, è quella che avrebbe travolto alcuni giovanissimi ragazzi di Borgetto in provincia di Palermo. I minorenni hanno prima provato a incendiare 2 palme decorative e poi hanno lanciato alcune pietre mandando in frantumi le finestre di un convento di suore a Borgetto. Protagonisti un gruppo di giovanissimi annoiati verosimilmente dalla solita routine, che sono stati identificati dai carabinieri grazie all'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nelle vicinanze dell'istituto religioso. Uno dei ragazzi è stato denunciato, altri 5, tutti di età inferiore ai 14 anni, sono stati segnalati alla procura per i minorenni di Palermo. Sono ritenuti responsabili di atti vandalici. L'indagine è partita dalla segnalazione della madre superiore del convento situato ai piedi del Monte Crocefia, che nei giorni scorsi aveva scoperto alcune finestre rotte. Immediato l'intervento dei carabinieri della stazione di Borgetto, che hanno ricostruito quanto accaduto. Politica regionale, la mozione di sfiducia, le inchieste, la finanziaria non intimoriscono il Presidente della Regione, che martedì riferirà in aula. Via libera alle nomine di sottogoverno riservate alla DC di Cuffaro, priorità ai lavori d'aula. Galvagno annulla il concerto di Natale all'Assemblea regionale. Luca Ciliberti. Martedì si discuterà in aula all'Ars la manovra di sfiducia al presidente Schifani. Si parte da 23 voti più i 3 di Sud Chiama Nord con Cateno De Luca. Qualcuno giura che qualche altro voto arriverà in corsa. Il presidente è sereno, non porta rancore, l'ho detto lui stesso in queste ore, ed è pronto a riferire in Parlamento regionale, ma la mozione delle opposizioni non sembra preoccupare né Schifani né la maggioranza. La mozione di sfiducia ovviamente non passerà. È una mozione di sfiducia che è un mero atto politico, una testimonianza di presenza. Di solito anzi raggiungono l'effetto opposto, quello di compattare la maggioranza e di rafforzarla. Dopo 3 giorni di attesa il governo Schifani ha scongelato le nomine di sottogoverno riservate alla DC in consorzi universitari, parchi regionali e IACP. Le stesse che erano sparite dall'elenco compilato prima della bufera giudiziaria che ha investito Cuffaro, determinando le dimissioni dalla giunta dei 2 assessori della DC. Seppur con ruoli di secondo piano, i democristiani sono ancora nel governo. Un segnale per blindare la fiducia è anche la manovra finanziaria che arriverà a breve in aula. La maggioranza dunque serra i ranghi per evitare di andare sotto ai voti, così come è accaduto l'ultima volta. Il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagni, ha annullato anche il concerto di Natale per dare priorità, si legge, all'organizzazione dei lavori per l'approvazione della legge di stabilità. Sul piano giudiziario, invece, il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro degli 80.000 euro trovati e sequestrati nelle case di Cuffaro. I soldi erano posseduti legittimamente e non sarebbero frutto di dazioni relative all'inchiesta in corso. A Stromboli il vulcano torna a farsi sentire. L'autorità di bacino della regione ha chiesto nuovi interventi contro il rischio idrogeologico sull'isola. Francesco Triolo. Lo Stromboli è tornato a farsi sentire con un trabocco lavico di una certa consistenza generato dall'area craterica a nord del vulcano, che sta alimentando un flusso di lava che al momento scorre nella parte alta della sciara del fuoco. Uno spettacolo, quello del rossore tra le nuvole, che è ben visibile sia da Stromboli Paese che da Ginostra. Non ci sono motivi di preoccupazione, ma l'attività eruttiva ha riacceso alcune questioni legate alla messa in sicurezza delle vie di fuga.
I residenti chiedono che venga effettuata la pulizia periodica e sistematica dei sentieri e delle strade principali dell'isola, così da poter raggiungere in caso di emergenza i centri di raccolta, gli approdi e le elipiste. Proprio in tal senso l'autorità di bacino della regione ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla regione stessa e alla Protezione Civile 4 documenti di indirizzo alla progettazione per un importo complessivo di oltre 6 milioni e mezzo di euro. Gli interventi, che consistono prevalentemente in opera di ingegneria naturalista, sono la conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 19 e del 20 ottobre 2024 che hanno interessato il territorio di Stromboli, generando diffuse criticità idrogeologiche e danneggiando le aree a monte dei centri abitati. Intanto l'atmosfera natalizia sboccia al centro storico di Catania. Tra luminarie, mercatini, vetrine addobbate, convince le famiglie che non hanno ancora ceduto che è arrivato il momento dell'albero di Natale. Desiree Ferlito. Il grande albero di Natale, le luminarie, i mercatini, le vetrine addobbate a festa e la grande voce di Michael Bublé che invade le strade della via Etnea. L'atmosfera natalizia è bella per i grandi, è bella per i piccoli, porta gioia. L'atmosfera natalizia sboccia al centro storico di Catania e convince le famiglie che passeggiano al sole che è arrivato il momento giusto per iniziare ad acquistare i regali di Natale e per tirare fuori lui. L'albero di Natale? Già fatto, l'abbiamo fatto ieri, quindi abbiamo approfittato di questo weekend. Io ho comprato gli addobbi, tutto quello che hanno richiesto, come ogni anno cambiamo sempre addobbi. Lei ha pagato? Ho pagato, sì. Ti è piaciuto l'albero di Natale, amore? Sì. Bello, grande, luminoso. Che colori? Di tutti i colori. Il rosso, il primo anno che lo faccio col bordeaux in realtà. Per me l'albero di Natale è rosso e dorato. Di che colore l'hai fatto l'albero di Natale? Bianco. Estro, nuove tendenze e la fantasia dei più piccoli, ma le famiglie si dividono, qualcuno più tradizionalista aspetterà l'8 dicembre. No, rigorosamente dopo che è Santa Lucia, perché anticipare tutto sto tempo? Ancora no, ancora è presto. Dopo l'8. Il periodo più magico dell'anno sembra dunque ai nastri di partenza e i bimbi sono pronti a godersi l'incanto. Senti, com'è venuto quest'albero di Natale? Bello. Bello. Di che colore? Tutti i colori. Ma l'hai fatto tu o la mamma? La mamma e io. E i regali quando arrivano? Quando arriva il Babbo Natale. Giusto, quando arriva Babbo Natale. Noi invece adesso andiamo ad Aci Castello, vi mostriamo le approssimative e bizzarre condizioni della segnaletica stradale. Via Re Martino in particolare, sulla statale 114 i cartelli sono difficili, persino da interpretare. Tonino De Mana. Arrugginita e piegata, con il pannello integrativo accartocciato come fosse un pezzo di carta, nascosta dalla vegetazione o addirittura occultata da un enorme palo in cemento. Segni del tempo, incuria e approssimazione caratterizzano la segnaletica verticale, pericolosa per automobilisti e pedoni. In via Re Martino, una delle strade principali di Aci Castello, sono tanti cartelli precari e bizzarri, alcuni collocati in maniera suggestiva come questo pannello che indica la sosta a pagamento. E che dire di questo cartello in pendenza che indica una scivola per disabili, talmente in pendenza che l'inclinazione fa concorrenza alla Torre di Pisa. Aci Trezza, terra di malavoglia, da qualsiasi direzione si arriva, da Messina o da Catania, il cartello che vi mostriamo è poco utile ed in effetti qualche tempo fa era orientato in maniera diversa. Tranquilli, non è stato il vento. Divieto di sosta e fermata, credeteci, sulla parola è lui, ma sulla statale 114, sempre ad Aci Castello, si intravede soltanto. Ma cosa dice la legislazione in materia? La risposta la dà il presidente di Confconsumatori, Carmelo Calì. La segnaletica deve essere ben visibile all'automobilista e quindi qualora sia coperta ad esempio da vegetazione per omessa o carente manutenzione o per qualsiasi altro motivo, il consumatore può impugnare la multa che ha ricevuto e tra l'altro anche la stessa giurisprudenza è concorde nell'annullare queste multe.
Gran finale, segnaletica di attraversamento nascosta dal semaforo. Siamo sulla statale 114 all'altezza di via De Felice. Non solo, strisce pedonali visibili a metà. Sarà finita la vernice bianca? No, risponde questo residente. Perché probabilmente da questo lato passano più macchine. Ma quante macchine passano? È una bella domanda. A Catania la polizia ha denunciato un catanese specializzato in furti di grondaie, eccolo qua, grondaie di metallo da rivendere al mercato nero, causando ingenti danni alle abitazioni. L'uomo, che aveva diversi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato identificato dopo le tante denunce dei residenti nei quartieri Borgo e Ognina, che hanno subito diversi furti. Nella suggestiva Valle dei Templi centinaia di partecipanti hanno preso parte alla marcia dei costruttori di pace e testimoni di fraternità, con il sostegno dell'ordine francescano secolare, celebrato un grande abbraccio tra popoli e culture diversi. Davide Sardo. Un fiume di passi e un'unica voce, quella della pace. Nella cornice senza tempo della Valle dei Templi si è svolta la marcia Costruttori di pace e testimoni di fraternità, dai templi della storia alla concordia tra i popoli. Un cammino simbolico dal Tempio di Giunone alla Concordia per lanciare ad Agrigento un messaggio oggi più urgente che mai. L'iniziativa di rilevanza nazionale è stata promossa dall'Ordine Francescano Secolare d'Italia in collaborazione con l'OFS Sicilia e le istituzioni locali. Vogliamo dare oggi ad Agrigento è che la pace si può costruire con l'impegno quotidiano di ciascuno. Non possiamo chiedere oggi che smettano di suonare le armi, ma prima di tutto ci prendiamo l'impegno perché ognuno di noi faccia il suo pezzo di pace e il suo passo di pace. Presenti anche numerose presidenze nazionali di associazioni e movimenti. Oggi da questa valle vogliamo ribadire l'importanza della fraternità, l'importanza del noi. Una grandissima partecipazione, che ricade all'interno dell'Assemblea Nazionale, la presenza dei francescani secolari di tutta Italia, ma tante le istituzioni e gli amici arrivati da ogni parte della Sicilia e non solo. Una marcia che vuole proseguire ogni giorno nei gesti di ciascuno per costruire fraternità reale e duratura. Da Agrigento a Modica, dove il Teatro Garibaldi apre la nuova stagione musicale con La Traviata di Verdi, una delle storie d'amore più intense dell'opera lirica, fra feste parigine, conflitti familiari, l'amore e i pregiudizi. Veronica Barbarino. Le feste parigine, i conflitti familiari e una profonda riflessione sull'amore come forma estrema di libertà e riscatto. La Traviata di Giuseppe Verdi inaugura la stagione musicale del Teatro Garibaldi di Modica, portando in scena una delle storie d'amore più intense e struggenti della storia dell'opera. Sul palco le voci d'eccellenza del panorama lirico internazionale, accompagnate dalla Catania Philharmonic Orchestra e il coro del Teatro Garibaldi. Giuseppe Verdi, con la leggerezza dei valzer, la tenerezza dei duetti, la forza disperata degli addii, racconta l'amore impossibile tra la cortigiana Violetta e il giovane Alfredo, un sentimento autentico e ribelle che si scontra con il peso dei pregiudizi sociali e con la malattia. Una serata di musica e teatro che invita il pubblico a riflettere sul valore dell'amore e la fragilità umana e sprona a cercare sempre il coraggio di scegliere la propria libertà. Bellissima, Modica, eh? Adesso la pausa, poi il calcio con i 5 gol del Palermo e poi la rete di Forte che ha consentito al Catania di vincere a Picerno. State con noi, vi aspetto.
Calcio Serie B, il Palermo travolge la Carrarese e allontana la crisi, tripletta di Poi Amparo, a segno anche Segre e Palumbo. Marco Gullà. Una manita alla crisi, il Palermo torna alla vittoria al Barbera, goleata Rosanero 5-0 alla Carrarese, 3 punti che rilanciano i siciliani. Una partita praticamente perfetta, quella della formazione di Inzaghi, trascinata anche dal killer instinct Poi Ampalo, autore di una tripletta. Se sarà la vittoria della svolta lo scopriremo solamente nelle prossime giornate, ma di certo c'è che il Palermo ha risposto presente e ha annichilito la Carrarese. Inzaghi tiene ancora in panchina Brunori, dentro Leduaron assieme a Palumbo e Poi Ampalo. Primi minuti di equilibrio, succede poco. Il Palermo però si tiene costantemente in avanti. Al 25esimo la sblocca. Ceccaroni da sinistra, serve Poi Ampalo, giocata intelligente dell'attaccante per Segre che scarica un destro preciso con palla che si insacca all'angolino. Il Palermo morde, la Carrarese non reagisce. Il raddoppio arriva al 44esimo con Segre che questa volta si trasforma in uomo assist per Palumbo. Colpo di testa vincente sotto la traversa. Primo gol per lui con la maglia del Palermo. Nella ripresa arriva il tris dopo appena 3 minuti, azione in contropiede con Pierozzi che avanza sulla fascia, cross in mezzo e destro vincente di Poi Ampalo. Il Palermo gioca bene e si diverte, poi fallo di Calabrese su Vasic e calcio di rigore dal dischetto. Poi Ampalo è implacabile, 4-0, ma il finlandese vuole portarsi il pallone a casa e allora nel finale su cross di Pierozzi arriva la stoccata del 5-0. Grande prestazione, il Palermo vince e convince, ma adesso occorre la continuità. La testa della classifica confermata era l'obiettivo, il Catania l'ha centrato, il gol iniziale indirizza il match di Picerno, poi tante occasioni per chiudere la partita che vale il ritorno al successo in trasferta. Marco Carli. In partite dal tempo effettivo sempre più ridotto serve partire forte. Il Catania Picerno l'ha fatto in tutti i sensi, si potrebbe dire, visto che è forte dopo 64 secondi a indirizzare il match con il 6° gol personale in campionato. Poi i rossazzurri dominano per mezz'ora, costruiscono varie occasioni e proprio il primo tempo, piaciuto a Toscano, è anche quello in cui si poteva chiudere definitivamente l'incontro. Nelle scelte dobbiamo essere più cattivi, più determinati, perché poi non puoi tenere aperte certe partite. Le tante occasioni che abbiamo creato, le situazioni, soprattutto in area di rigore del Picerno, se vuoi essere una squadra forte devi concretizzarle, chiudere la partita e andare a casa. La ripresa è meno tecnica, si ferma Donnarumma, lunedì gli esami per capire l'entità del malanno. Il Catania costruisce comunque più occasioni degli avversari, una in particolare con una bella azione finalizzata da Jimenez e sventata da Marcone. Poi però, proprio per non aver chiuso la partita, arriva il rischio nel finale con l'ex Bocic. Dettagli importanti anche da sistemare. Non è un dettaglio la classifica e nemmeno la sensazione che trasmette il gruppo, sempre pronto a esultare anche metaforicamente con chi è a casa infortunato. Il mister prima della partita ci ha fatto vedere un video bellissimo che dove Aloi, Cicerelli e Mario Ierardi ci hanno salutato e ci hanno dato la carica ed è stata una grande emozione, ci ha dato quel di più da dare in campo. Seconda gara casalinga consecutiva per il Trapani che oggi riceve il Monopoli, trasferta lombarda per il Siracusa a Caravaggio contro i giovani dell'Atalanta. Sergio Colosi. Per Trapani e Siracusa può essere la domenica della svolta. Un eventuale successo per i Granata sarebbe il quinto in 6 giornate e per gli azzurri il terzo in 4, darebbe slancio e continuità ai rispettivi obiettivi di play-off e salvezza diretta. Il Trapani ospita al provinciale il Monopoli e punta al sorpasso sui pugliesi nella prima metà della classifica. Ci siamo preparati, abbiamo studiato bene il Monopoli in settimana e quindi abbiamo organizzato un piano gara, un piano tattico importante per cercare di colpirli nei punti deboli e sfruttare quelli che sono i loro lati negativi e stare attenti in quelle che sono le loro cose migliori, che chiaramente sono tante per una squadra che da più anni lavora sempre lo stesso allenatore, a che è bene in mente i principi. Squalificato Sheleghin, assenti Nicoli in fase di ripresa e Kirwan, convocato Canotto. Partita dal grande peso specifico anche per il Siracusa, che al comunale di Caravaggio contro l'Atalanta Under 23 può avvicinare il gruppo in corsa per la salvezza diretta.
Turati ha ritrovato il filo conduttore che lega la scorsa stagione a questa, aspettando rinforzi dal mercato. 22 convocati, 5 assenti. Ad Alma, Bonucci e Job si sono aggiunti Valente e Zanini. A destra torna Puzzone. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, altre notizie alle 20 e ancora buona domenica.